chiamo Rosario Gargano, ho 18 anni, sono rinchiuso nel carcere di Nisida da 1 anno, 4 mesi e 7 giorni. Sono del Ponte di Casanova, figlio unico di ragazza madre. Mio padre non l'ho mai conosciuto. Mia madre mi ha partorito all'età di 15 anni, a volte la vedo come una sorella. Siamo cresciuti insieme a casa dei nonni. Ah, sei scedato minore. Ah, non si è visto. Non vedete che stanno via più freschi, eh? Ah, io sto... No, sta fritto, stai seduto bellissimo. Vabbè. Buono che caffè no? Si ti scende un po'. Ci viso il zucchero? Sì, e mettici pure un po' di panno. Rosa, ti sei scedato o no? Sai che ore sono? Le 7. La sera, noi è mattina. Il fuso orario, capo, non ti funziona. Io all'età tua, ma alle 7 la mattina mi chiedi a faticare per portare la pagnotta a casa. Il senso della responsabilità che tu non tieni. Sai a mettere cervello, ti trova una fatica. Oh no, pare Peppino De Filippo. Ma lascio io a scuoio, ma è possibile che la crisi che ci sta dando la fatica? Ma chi sta insopportabile? Ah. Ma vuoi finire fosse? Ma quanto cresci? Oh no, il problema sai qual è? Che caso ne tenuti non come me. Che è tutto per mezzo agosto. Che l'ha viziato. E chi si sono i risultati? Allora, ma si va a finire. Rosario, avanzo per la tua nonna. Da piccolo, da grande volevo fare il pompiere. Mia nonna l'avrebbe fatto piacere se diventavo farmacista. Mio nonno voleva che diventassi Maradona. Ho provato a studiare, ma alla terza media poi mi sono arreso, anche perché avevo capito che non sarei mai potuto diventare farmacista. Per quel che riguarda il calcio, mi sarebbe piaciuto diventare un fuoriclasse. Non dico Maradona, ma almeno Cavani. Però i miei compagni mi lasciavano in porto, bruciando così un grande talento. A quel punto ho deciso di fare una scelta di vita, di intraprendere la scuola di strada. Il mio migliore amico è Gaetano Martini. Io sono Gaetano, ci sta Rosario. Rosario, sta Gaetano a Citofono. Allora, dice la Gaetano, in un minuto esci. Senti, sta scendendo? Fin quando te fai con sta gente, a fatica non la troverai mai. Con te dovrò Due combattere. auto risultate rubate. Questo è il consuntivo nei numeri dell'operazione denominata Tempesta 3, eseguita nella notte dagli uomini della squadra mobile della questura di Avellino nella zona del Vallo di Lauro. I reati contestati alle persone tratte in arresto: estorsione, Ma suicidio c'è di imprenditori della buono che al zona, aver momento favorito giusto un'associazione tu fai mafiosa nella diventare fattispecie un Francava, altro. oltre a porto e E detenzione illegali di armi. L'operazione Tempesta 3 era iniziata circa un anno fa e fa seguito all'azione pressante delle forze dell'ordine nella zona, nonostante le obiettive difficoltà derivanti dalla reticenza e dalla propensione all'omertà anche delle stesse persone minacciate. 4 degli arrestati sono stati tradotti nel carcere di Poggioreale, il quinto nella casa circondariale di Bellizzi Irpino. Un duro colpo ai clan in un territorio dell'Irpinia particolarmente vessante. Buonasera. Buonasera. Salve. Mangiate la zuppa e col? Sì. Era buona. Ottimo, ottimo. Hanno trattato buono, no? Ottimo, ci hanno dato Io me l'ho finito qui. Ci immagini una cola di mano, una cola di macchina di bagno, una cosa veloce. Un momento proprio tombo cocco cocco. No, di che? il uomo difettoso. Guardate a me, guardate a me in faccia. Ma si viene là? No, facci i capelli. Arrivederci. Facci il bordello. Grazie. Buona serata, arrivederci.
Così non c'è sta casa, potremmo guidare. Allora, no, stavo dando troppo di mo' non ho mai. Non si ci graffa, no? Obi, senti, ma quando mi fai? Giorgia, se ti vanno in cutoletto in da stanza. Obi, ma siamo sicuri? Su, ma è un domenica per parola me. Ma raccomando, ce ne Tutto giovedì. va qua. Giorgia, se Ma te boh. mo. Obi, Come frigo? tieni sigarette. Che te sei? Che tieni? Ma Boris c'è se fiero, ma ritti club rosso. Quattro ma bor. Quattro ma Boris. Cosa c'era? Tu fai buttare i cutoletto a mamma di Giorgia a cutoletto. Quando me non bevo quattro ma bor con la letto. Ma che cose stanno buone, che fate a me, no? Ma cale, Su, cu. 2, 3 e 4. E uno ma fumo, frate. Va buono? Ciao, Gio. State buono. Oi, Obi. E vabbè, Amna ma bor, ma va Boris. Che Siamo 4 mattini da stanza. Obi, quattro mattine per la ma bor. Che fai? Se no tu fumi il club e me ne mandi Ma rosso. che poi ti mandare sta. Va buono, ciao. Secondo me chi stanno viene bellissima. No, è buono, io voglio non stare a bagnare. Se stanno in bine, ma che stanno facendo questi qua? Martino! Ma perché stai tagliando su pezzi di legno? È perché sto facendo la croce per Gesù Cristo. Chi l'ha ancora da nascere ma che ci sta facendo la croce? E c'è la ma professore. Beh, si è avviato 33 anni prima. Professore, parlate ma voi, siamo da luglio per dicembre, per presepe. Ma voglio, o presepe è una cosa che si ha da curare nei minimi particolari a damani buoni. E ringraziando a Dio, sono 2 anni che tengo pure a San Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno. Voglio, fai sempre tardi. Tu pensi che sei meglio in lato, hai capito? Sei venuto un'altra volta in ritardo. Voglio, non è venuto in ritardo, che da fa? Siete compagni tuoi, va, vedete l'opera. Secondo me che si vogliono annullare, per esempio, per lei dell'anno. Non hanno capito che per esempio è una cosa seria. Per esempio. Ringraziando a Dio, tengo pure a San Giuseppe Mariano, che è più San Giuseppe San Giuseppe, che te tengi. Vado, ma ci vanno a masciare. Ma se non vuoi cavalli, faccio un'occasione a Maria. Fanno vari mesi, sto organizzando uno spettacolo teatrale. Io stiamo appena sento fringuella, sicuro va partecipa. E ma che lo mese prossimo a Tascino? Robby, dove vai? Al centro direzionale con Sabrina, ma? Hai preso il telefonino? No. È simpatica quella ragazzina. Sì. Robby, state attenti. Sento male, è quella la cosa. Ma non è colpa tua, non sei stato tu a impugnare l'arma su tutto. Sono complice, padre. Potevo fare qualcosa, io c'ero. E non l'ho fatto. E quella è la mia rabbia più grande. Non mi escono le parole, non c'è un momento in cui non lo penso. Vedo tutto nero, padre. Vedi, diceva San Giovanni della Croce, la notte è più oscura e più si avvicina l'alba. Può sembrare assurdo, ma questo tuo pentimento è un fatto positivo. Come disse Cristo e ci insegna nel Vangelo tutti i giorni, solo perdonando si è perdonati. Tu uscendo da queste 4 mura potrai crearti benissimamente una vita e cambiare il modo di vivere ed essere d'esempio a questi ragazzi che stanno rinchiusi qua dentro. Sai quanti ragazzi ho visto cambiare vita, cambiare strada, da quanti anni sono prete? Padre, ma chi può avere fiducia in me? Io non ce l'avrei, e nemmeno. Padre, ma chi prenderebbe a lavorare una persona come me, un rapinatore, un assassino? Chi potrebbe? Ho deluso tutti, ho deluso me stesso, alle persone che mi circondano, ho deluso i miei nonni. Non parlare così. Quando tu uscirai da qua dentro, ti darò io un aiuto, se solo tu lo vorrai. Te lo prometto, userò tutte le mie conoscenze per farti trovare un impiego, ma dovrai cambiare vita. Me lo promette, padre? Te lo prometto. Ma ti voglio tutti i giorni in chiesa. Ci proverò.
Oh, oddio non mazzicato. Come? Stamattina oggi venuto su frescherizzi, che fa? Vedi? E vai a quando da già. Abbiamo un pacchetto di sigarette. Ma non ne tengo, te posso rimane in mattina e tengo in da stanza. Però rimane mattina, scino un pacchetto di sigarette, e se no vediamo un po'. Va bene? Va bene, grazie, un bi. Ciao ciao. Le sigarette? Che storia. Dopo tanti anni di contrabbando ci ritroviamo a comprare le sigarette dal tabaccaio. Solo se ci penso mi viene da ridere. Non riesco proprio ad immaginare mia mamma che entra dentro da un tabaccaio a comprare le sigarette. La gente, lo sai cosa penserà? Chi lui castiga i rosari, dopo tanti anni di contrabbando, ad accattare sigarette o figliato tabaccaio. E io cosa devo pensare? Che è una punizione pure per mia mamma. Buongiorno, signora Maria. Buongiorno, padre. Buongiorno, signora Maria. Buongiorno, signora Patrizia, cercavo proprio lei. Ah sì? E come mai? In merito allo spettacolo che stiamo preparando con i ragazzi, Quale spettacolo? è un musical. Interessante. Però sarebbe mio desiderio far esibire questi ragazzi in un teatro vero. Quindi fuori? Sì. Ma i ragazzi come si stanno comportando? Vabbè, loro sono un po' esuberanti, però poi comunque stanno collaborando, sono educati, rispettosi. Beh, devo parlarne col direttore perché lei sa bene che ci vogliono dei permessi per portare questi ragazzi fuori. Sì. Sa anche che il direttore è un po' severo. Farò del mio meglio, ma non so dirle altro. Ma lei dove stava andando? Stavo venendo da lei. Ah, benissimo, io stavo andando a prendere un caffè, andiamo insieme? Ah, volentieri, sì, così lo spiego un po' lo spettacolo. Praticamente è un musical, raccontiamo Napoli attraverso la canzone napoletana. Bello, interessante. Sì, i ragazzi stanno collaborando, sono molto presi. Le rapine. In realtà per Gaetano era diventato una specie di lavoro, visto la sua condizione familiare. Per me è sempre rimasto un gioco, un qualcosa che mi dava adrenalina, che mi faceva sentire potente. Le pistole. Non fanno scherzare, pigliate gli stessi tu. Aspetta, pigliate gli stessi tu. Pigliate gli stessi tu. Scherziamo un po'. Scherziamo un po'. Scherziamo un po'. Vado faccio io stesso. Non faccio io stesso. Scherziamo un po'. Mira qua. Vado faccio io stesso. Allora, senti, chi lo c'è? Come chiama questo? Quelle pistole. Era di notte a Porta Capuano. Ci fermarono 2 guardie in borghesi. Se ci penso, sento ancora il dolore degli schiaffi sulla mia pelle. Ci fecero fare una notte in questura. Per la prima volta io e Gaetano eravamo finiti in una cella come uomini duri. Mi ricordo all'uscita il mattino seguente. Gaetano, più che essere ammanzito, mi sembrava un leone uscire dalla gabbia. Mentre io ero preoccupato per il dispiacere che avevo dato ai miei nonni. Questa è una domanda. Dimmi, Genà. Allora, a me mi restano altri 7 mesi da fare, dopodiché dovevo passare affidamento al lavoro in un laboratorio di taralli. E quindi che fa? E no, il problema è che i taralli non si fa. Quindi la mia domanda era, non è che avere che i taralli non si fa e mi ci battono una lotta qua? Gennaro, allora, io ti rispondo un'altra domanda. Ma tu sei nato già ladro? No, però sono nato nell'Università del Furto, il mio quartiere. Pensate che niente po' di meno che nel mio palazzo abitava Tonino Pugniello. Era un pittore questo? Ma questo è quello pittore e pittore. Ah, che Giotto e Raffaele. Questo era il Caravaggio del furto. Pensate che avevo sfilato qualsiasi cosa senza far sentire niente. E anche io ci riesco. L'hai già visto? Mi stai imparando in fretta? No, professore, ci ho messo pensi 3 mesi. 1 mese di addestramento, 1 mese di affiancamento e il terzo mese era il bello della stazione centrale. Gennà, in questo tarallificio sai tu che fai? Il primo mese ti impegni e vedi come si fanno i taralli. Gli altri 2 mesi ti specializzi e a questo divento Michelangelo dei taralli. Hai capito? Un domanda. Mi chiamo Gennaro Mantice, ho 17 anni e sono rinchiuso nel carcere di Nisi da 4 mesi e 5 giorni. Sono di Piazza Mercato e sono il primo di 4 figli. I miei genitori hanno una fabbrica di borse, quindi sono cresciuto nelle borse. Ma la mia specializzazione non è mai stata farlo, ma bensì aprirle, specialmente quelle dei turisti a Piazza Garibaldi.